te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima Adunata Nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della Dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. E la chiamano estate, estate senza te. Bruno Martino negli anni 60 portò al successo questa hit dedicata alla stagione top degli italiani. Anni del boom economico, dell'avvento della Beat Generation, il mondo giovanile in subbuglio e la voglia di cambiare. Altri tempi, dirà qualcuno più tardi. Oggi il meteo viaggia a pari passo con la situazione del momento. L'estate è tarda ad arrivare anche in Friuli. Giove Pluvio non vuole andare in letargo. Ama troppo questa regione per decidere di prendersi la pausa, tornando a trovarci in autunno come da calendario. L'estate ferma al casello delle Azzorre in attesa di entrare da noi sfruttando il passante di Mestre, in orari non di punta. Lei, da brava signora che si rispetti, si fa attendere. Lei deve prima sistemarsi, fare il make-up e poi, una volta che il nécessaire è finito, entrare in pompa magna nella pianura padana. Cara la mia lei, sono due le cose: o vuole fare troppo la preziosa oppure si è dimenticata di girare il calendario. Cara estate, volevo scriverle una lettera. Sì, ha capito bene, volevo scriverle una lettera, ma ho aspettato ad imbucarla. Ho aspettato ad imbucarla fino a quando le poste non torneranno a funzionare. Intanto... Il profumo del mare non lo sento, non c'è più. Ci siamo, salvo imprevisti e sorprese, mai dire mai, insegna il vecchio cronista di provincia. Domani alle 16:30, minuto più, minuto meno, a Gorizia, Piazza della Vittoria, ci sarà l'atteso Consiglio Comunale straordinario, convocato a gran voce dalla politica locale e semplici cittadini in difesa del punto nascita. Alla riunione è certa la presenza della governatrice del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Fin qui nulla di nuovo sotto il castello. C'è da capire se si tratta di una carnevalata fuori stagione oppure di qualcosa di serio per il futuro della città in riva all'Isonzo. Quando il palazzo decide di tagliare qualcosa, questo è un chiaro segnale che la forbice non si fermerà al piano terra. Nuovi sviluppi, scenari europei, la spending review e altro ancora hanno portato ad un chiaro e netto declino del nosocomio goriziano. Eppure tanti anni fa, c'era già il colore, analfabetismo quasi a zero e new media, si udì la parola taglio al punto nascita dell'allora ospedale di via San Pietro. Qualche locale alzò la voce, ma come sempre l'eco si perse nel vento sopito. La faccio corta, la storia è trita e ritrita. Oggi che i buoi sono scappati, siamo sicuri che la stalla si salva? Una cosa è certa, Gorizia e i goriziani dimostrino finalmente quanto ci tengono alla loro città e al futuro dei loro eredi. Il mio reuma preferito però segnala maltempo. Non era né il proprietario né aveva la disponibilità, ma ugualmente ha affittato a 2 cittadini indiani un appartamento in via Tacco, facendosi anche consegnare 4 mensilità anticipate e presentando un improbabile contratto di locazione. Per questa ragione un giovane di 22 anni di Trieste è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia per il reato di truffa. Gli agenti sono stati chiamati proprio dalle 2 vittime e la truffa è stata scoperta dopo brevi accertamenti. Il giovane aveva affittato l'appartamento a 250 euro al mese. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo e denunciato.
Il 12 luglio apre a Cividale la mostra Il crocefisso di Cividale e la scultura lignea del Patriarcato di Aquileia al tempo di Pellegrino II, secoli XII e XIII, promossa dalla Soprintendenza per i beni storici del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Udine. Fino al 12 ottobre, nel Museo Nazionale di Palazzo De Nordis di Cividale, si potranno ammirare 30 opere, alcune delle quali mai esposte al pubblico. Gorizia e la Grande Guerra. È il nuovo sito aperto dalla Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, vetrina in rete delle notizie, immagini, libri e giornali delle biblioteche goriziane che hanno sede nel Palazzo di Via Mameli. Il sito propone una selezione di notizie sugli eventi bellici, dall'attentato di Sarajevo fino a tutto il durare dei combattimenti in città, episodi tratti dai materiali presenti nell'istituzione. Particolare attenzione è dedicata alle battaglie, agli scontri sul fronte dell'Isonzo e del Carso e agli articoli di cronaca della stampa. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Cumuli e cumuli di rifiuti e depositi incontrollati direttamente sul terreno. Gli uomini della Polizia Provinciale hanno scoperto all'interno dei servizi di controllo sui furti di rame disposti dalla Questura di Udine, nel campo nomadi di via Monteseibusi e in quello a Pozzuolo, ampie aree infestate. Nel giorno in cui al Viminale si è sottoscritto un protocollo di legalità contro il fenomeno dei furti di oro rosso, 6,14 euro al chilo, in Friuli, grazie alla provincia di Udine, si sta già lavorando per contrastare questa piaga, anche per tutelare l'ambiente e far rispettare le norme di salvaguardia dell'ecosistema contro inquinamento e rischio di contaminazioni del terreno con evidenti ripercussioni sulla salute pubblica. Durante i sopralluoghi, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia Provinciale hanno individuato nel campo nomadi di Udine ben 7 zone pericolose. Oltre a ciò, nelle aree erano presenti residui di abbruciamento. Rinsaldare il legame con le proprie radici storiche, culturali e religiose in un momento di generale smarrimento e di difficoltà per consolidare così punti di riferimento, principi e valori partendo dall'opera di evangelizzazione compiuta dai santi Ermacora e Fortunato, rispettivamente vescovo di Aquileia e il suo diacono, patroni della città di Udine e del Friuli. Con questo spirito, il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, parteciperà alle solenni liturgie che si terranno sabato 12 luglio a Udine, alle ore 10 in Duomo, e ad Aquileia, ore 20 in Basilica, in occasione della ricorrenza dei santi patroni. In questa fase in cui a livello politico è in atto una precisa volontà di smembrare il Friuli con inevitabili riflessi sulla nostra identità, che già rischia di perdersi in una società che sarà sempre più multiculturale e globalizzata, esordisce Fontanini, il popolo friulano deve riprendere in mano la sua storia, riscoprire le sue radici ed esserne più consapevole e fiero per contrastare un'omologazione altrimenti inevitabile. La comunità friulana deve cogliere le prossime festività dedicate ai santi patroni per riflettere e prendere coscienza del suo passato, per difendere con orgoglio il suo presente, ma soprattutto il suo futuro. Il prossimo 10 luglio riunione del vostro gruppo che è nato per tutelare quelle che sono le esigenze di chi viaggia in modo particolare su gomma un po' in tutta la regione, ma è partito da Udine. Quali le prossime iniziative? Le iniziative del comitato sono quelle appunto di trovare un maggior numero di utenti e di persone interessate al problema. Quindi trovare anche delle soluzioni, ovviamente chiunque utilizza il mezzo pubblico sa che ci sono dei problemi. Noi oltre a riscontrare i problemi vogliamo anche trovare delle soluzioni, quindi capire dove si può migliorare, visto che i margini di miglioramento sono molto ampi. E ci troviamo quest'oggi proprio in stazione Corriere, dove avete riscontrato delle criticità negli ultimi periodi sul territorio. Dove sono i problemi principali? Ma i problemi principali adesso con l'ingresso dell'orario estivo ovviamente sono la riduzione di alcune corse
sulle tratte della provincia di Udine per privilegiare appunto le zone delle località balneari come Lignano e Grado. Ovviamente bisogna pensare che gli utenti del trasporto pubblico non sono solo studenti ma sono anche lavoratori, quindi nel periodo estivo, quando si tolgono le corse scolastiche, molti lavoratori si trovano in difficoltà e quindi appunto ci dicono che loro nel periodo estivo sono costretti a utilizzare l'auto perché non ci sono le corriere. E i costi delle tratte sono aumentati o sono stabili? Conviene viaggiare su gomma? Per quanto riguarda i costi, ovviamente rispetto a quanto consuma un'auto sicuramente conviene. Ovviamente ogni anno si assiste a un costante aumento delle tariffe, ci sono gli adeguamenti ISTA, gli aumenti dell'IVA, tutti i costi di gestione che ovviamente portano ad un incremento del servizio. Ovviamente se un servizio è competitivo dal punto di vista di corse, di frequenze, la gente si è detto che sarebbe anche disponibile magari a pagare qualcosa in più pur di praticamente risparmiare, perché ovviamente utilizzare il mezzo pubblico significa abbattere già di circa la metà di costi rispetto all'utilizzo di un'auto, che di questi tempi, vista la crisi, non è poco. Il prossimo 10 luglio riunione del vostro gruppo che è nato per tutelare quelle che sono le esigenze di chi viaggia in modo particolare su gomma un po' in tutta la regione, ma è partito da Udine. Quali le prossime iniziative? Le iniziative del comitato sono quelle appunto di trovare un maggior numero di utenti e di persone interessate al problema. Quindi trovare anche delle soluzioni, ovviamente chiunque utilizza il mezzo pubblico sa che ci sono dei problemi. Noi oltre a riscontrare i problemi vogliamo anche trovare delle soluzioni, quindi capire dove si può migliorare, visto che i margini di miglioramento sono molto ampi. E ci troviamo quest'oggi proprio in stazione Corriere, dove avete riscontrato delle criticità negli ultimi periodi sul territorio. Dove sono i problemi principali? Ma i problemi principali adesso con l'ingresso dell'orario estivo ovviamente sono la riduzione di alcune corse sulle tratte della provincia di Udine per privilegiare appunto le zone delle località balneari come Lignano e Grado. Ovviamente bisogna pensare che gli utenti del trasporto pubblico non sono solo studenti ma sono anche lavoratori, quindi nel periodo estivo, quando si tolgono le corse scolastiche, molti lavoratori si trovano in difficoltà e quindi appunto ci dicono che loro nel periodo estivo sono costretti a utilizzare l'auto perché non ci sono le corriere. E i costi delle tratte sono aumentati o sono stabili? Conviene viaggiare su gomma? Per quanto riguarda i costi, ovviamente rispetto a quanto consuma un'auto sicuramente conviene. Ovviamente ogni anno si assiste a un costante aumento delle tariffe, ci sono gli adeguamenti ISTA, gli aumenti dell'IVA, tutti i costi di gestione che ovviamente portano ad un incremento del servizio. Ovviamente se un servizio è competitivo dal punto di vista di corse, di frequenze, la gente si è detto che sarebbe anche disponibile magari a pagare qualcosa in più pur di praticamente risparmiare, perché ovviamente utilizzare il mezzo pubblico significa abbattere già di circa la metà di costi rispetto all'utilizzo di un'auto, che di questi tempi, vista la crisi, non è poco. OGM è vietato vietare la scritta che campeggia sulla sua t-shirt quest'oggi, perché di fatto c'è stato un intervento da parte di numerosi agricoltori qui a Colloredo. È venuta la forestale ma non ha fatto nulla? Non ha potuto fare nulla perché noi ci siamo opposti alla loro azione, perché riteniamo che la legge regionale, non essendo conforme alla direttiva europea, vada disapplicata. Oggi è stata una bellissima risposta del mondo agricolo che finalmente ha preso coscienza delle problematiche che ha avanti e finalmente ha voluto prendere il destino nelle sue mani. Penso che di fronte a questa manifestazione di volontà assoluta di non subire più diktat da parte della politica debba far riflettere il Presidente, il Vicepresidente Bolzanello e anche tutti quei consiglieri che hanno votato una legge regionale che non è conforme alla direttiva europea. È partito ufficialmente il presidio a Colloredo di Monte Albano contro la distruzione di questo campo di OGM. Cosa si è verificato stamane? Ma stamattina, oggi, è stata una grossa soddisfazione perché è stata una grande partecipazione di agricoltori, di cittadini, di gente comune che da giorni segue questo campo sperimentale di ricerca, che è il primo campo di ricerca in Europa a cielo aperto, e qui io che presidio da un mese circa vedo che c'è un interesse di tutti i cittadini per conoscere la verità. Quindi oggi questa grossa partecipazione di gente, specialmente di agricoltori e di tanti agricoltori giovani, ci ha dato tanta soddisfazione perché credono in questa nuova agricoltura
senza l'uso di pesticidi, perché dobbiamo cambiare il modo di fare agricoltura. Quando è partita questa ricerca sperimentale con un campo OGM a Colloredo di Monte Albano? Quindi la ricerca sperimentale a Colloredo di Monte Albano è iniziata nel mese di aprile di quest'anno, però io avevo iniziato a fare osservazioni sugli OGM coltivati da Giorgio Fidenato a Vivaro e a Tomba di Mereto ed ero rimasto impressionato dal fatto che c'era una grande biodiversità all'interno di questi campi, mentre nelle coltivazioni di mais trattate con insetticidi per colpire la piralide era praticamente scomparso tutto, ecco, per un lungo periodo. Il rischio di contaminazione c'è, che poi segnalano altri agricoltori o anche le categorie come Coldiretti? Ecco, parlare di contaminazione è scorretto in quanto ciò che può avvenire è un incrocio tra il mais transgenico BT e il mais convenzionale. Questo può essere evitato, come possiamo vedere qui a Colloredo, seminando mais che hanno cicli di maturazione diversi. Previsioni del tempo per venerdì 11 luglio. Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sui monti cielo variabile e non si esclude qualche breve pioggia locale. Venti di brezza. Per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.